Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live, il nostro appuntamento delle 12 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Buon 21 di ottobre e iniziamo nel nostro consueto modo. Grazie, 257.331 volte grazie, grazie sempre, grazie ancora. Siamo pronti per una nuova giornata e oggi, carissimi amici del popolo di Io Compro Siciliano, viaggeremo. Sarà un bellissimo viaggio da nord a sud, da oriente a occidente. E sì, visiteremo la Sicilia, i luoghi, gli stili di vita, le storie, le esperienze e le emozioni. E parleremo di un bellissimo libro. Questo libro, scritto a quattro mani da Mimmo Privitera e Maria Grazia Innecco, che fra poco entreranno qui con noi ospiti. Beh, da nord a sud, perché Maria Grazia sarà proprio dove lei vive, a Milano, e invece Mimmo Privitera sarà in collegamento da Caltanissetta. Beh, un libro scritto a quattro mani ed è Il Giro di Sicilia 80 più 80 tappe. Beh, è un viaggio attraverso le emozioni, come vi dicevo, attraverso l'esperienza Sicilia, attraverso i racconti fatti dagli anziani, ma anche i racconti dei prodotti. È un po' un viaggiare a fuori dall'isola e dentro l'isola. Sapete un po' quando si degusta, non so, mettiamo come se fosse un pasticcino con dentro la crema? Tu vedi la parte esterna e poi quando lo addenti c'è questa crema che viene fuori ed è un po' così, è un degustare la nostra meravigliosa Sicilia. Noi, prima di far entrare i nostri ospiti, come sempre, volevo fare un ringraziamento ai fondatori di Io Compro Siciliano perché si continua a camminare velocemente, sempre in giro per la Sicilia, perché quello che è il punto di riferimento di Io Compro Siciliano vuole essere sempre portare la Sicilia nel mondo e il mondo in Sicilia. Sapete, proprio qualche giorno fa abbiamo firmato questo protocollo di intenti con la regione siciliana ed esattamente con l'assessorato all'agricoltura per promuovere e valorizzare e portare avanti il marchio QS della regione siciliana ed esattamente quella che è la qualità sicura. In questo saremo partner per valorizzare e portare avanti la qualità, perché come diciamo sempre, identità, qualità, provenienza, sono i tre elementi fondamentali del nostro popolo di Io Compro Siciliano e del nostro lifestyle, quello che diciamo. Vi invitiamo a visitare il nostro marketplace che è proprio un Sicily Experience, è un'esperienza Sicilia, perché troverete all'interno arte, prodotti, tutto ciò che racconta in qualità la nostra meravigliosa terra. Pensate all'interno del nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com troverete anche le antiche ricette, ad esempio, quelle della nonna, quelle dimenticate, quelle dei monasteri, attentamente selezionate dallo chef Mariano Carbonetti e dal nostro Francesco Caravello ed ancora tanti prodotti, insomma sarà veramente un piacevole viaggiare. Ma a proposito di viaggio, siete pronti? Allora tenetevi forti perché, signori, si viaggia! Abbiamo il Giro di Sicilia, 80 più 80 tappe. Abbiamo con noi da Milano la bellissima Maria Grazia Innecco. Buongiorno. Ciao Katiuska, ma tu sei un altro che l'Etna, sei tutti i vulcani del mondo messi insieme, un'energia così, mamma mia, oltretutto lo fai tutti i giorni, quindi vuol dire che quello che stai facendo è proprio energizzante di per sé. Cioè che cosa... Maria, ma è quello che fai tu poi, Maria Grazia, è quello che fai tu da sempre, perché Allora, tu, e adesso facciamo entrare anche Mimmo perché altrimenti poi rimane lì ad aspettare, è quello che fai tu da sempre, Maria Grazia, adesso lo racconteremo anche durante la nostra intervista, perché questo, quello di raccontare le
storie, dei luoghi, le emozioni. Lo hai sempre fatto e lo hai sempre fatto non solo per la nostra meravigliosa terra siciliana, ma l'hai fatto per il Molise, per la Toscana. Insomma, tu viaggi per le regioni italiane e ne racconti le esperienze. Avremo modo di parlarne fra poco. Bene, signori, con noi abbiamo, perché così come abbiamo detto, questo libro è scritto a 4 mani e le altre 2 mani sono di Mimmo Previtera. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Ciao Katiuska, ma che piacere. Ma che bello! Sei un'eccellenza, sei il cioccolato di Modica, il pistacchio di Bronte. Cosa vogliamo dire di più? Comunque complimenti, complimenti, perché io vi conoscevo, vi ho seguito, non conoscevo Paolo, non conoscevo Marzia, i tuoi colleghi di redazione. Che salutiamo. In gamba, complimenti. Un bacio grande Mimmo, io sono veramente tanto felice di parlare con voi e prima di darvi naturalmente la parola, perché sarà veramente un bellissimo viaggio quello che ci racconterete, perché il Giro di Sicilia 80 più 80 tappe, quello che vi dicevo, è non solo un viaggio nella nostra meravigliosa terra siciliana, ma è veramente un racconto fatto attraverso le storie degli anziani. Loro adesso ci racconteranno anche dei bellissimi aneddoti che sono successi accaduti durante questo viaggio, durante questa ricerca, ma è realmente il racconto di tante emozioni. Io vorrei partire proprio da Maria Grazia. Mimmo, partiamo da Maria Grazia perché è bello vedere come una donna, lei vive a Milano, Maria Grazia, ha sempre raccontato i luoghi di tutta Italia, anche perché vorrei fare anche una nota per ricordarlo agli amici che ci seguono. Io compro siciliano non è un progetto di chiusura, assolutamente no. Io compro siciliano vuole essere un esempio per attenzionare tutto ciò che è vicino a noi. Noi viviamo in Sicilia e raccontiamo la Sicilia, ma pensate, proprio sul nostro esempio è nato Io Compro Veneto, Io Compro Calabrese e tra l'altro ci hanno proprio contattato per seguire il nostro esempio. Questo per dire che il nostro è un progetto assolutamente di apertura, è un modo di fare sinergia e rete, perché insieme si arriva meglio ai risultati. Chiudo la parentesi e do immediatamente parola a Maria Grazia. Maria Grazia, raccontaci. Allora, riconfermo i complimenti per il tuo atteggiamento, che poi sarà il vostro atteggiamento, immagino, perché avete costruito, mi sembra di capire, momento dopo momento questa vostra esperienza che è di apertura. Allora, io quando sento la parola, anche solo la parola apertura, già mi dispongo nella migliore delle maniere, perché è il mio credo, apertura e collegamento. La cosa che abbiamo realizzato con Mimmo a 4 mani, ma soprattutto a 2 cervelli, perché poi di mano io scrivo solo con la destra, ma effettivamente sul computer ci si va con tutte e 4, è stata la proprio testimonianza di come da un friccico di idea, perché le idee nascono piccine e picciò, non è che nascono subito magniloquenti. Io penso anche ai grandissimi, penso anche a chi ha fatto operazioni incredibili come quelle di Amazon, di Facebook, di collegamento fortissimo tra la gente. Sono nate, dicono, in un garage. Da noi la nostra è nata in un bar, cioè io avevo già in mente delle cose, ma il problema è sempre trovare con chi realizzare le idee, perché se hai dei buoni partner vengono fuori dei capolavori. Proprio arrivi a tessere delle cose che giorno dopo giorno, anno dopo anno funzionano sempre meglio e soprattutto restano, perché io penso sempre una cosa: non siamo eterni, dobbiamo essere pronti a modificare i nostri assetti, ma se siamo stati capaci di trasferire il concetto, ci sarà qualcuno che lo può prendere, raccogliere, portare avanti, modificandolo a modo suo. A me piace costruire cose che abbiano un futuro. Noi abbiamo cominciato a lavorare quanto, Mimmo? 4 anni fa, 3 anni fa,
il libro è uscito già da 2 anni, noi però continuiamo ad avere in mano strumenti sempre più numerosi per parlarci tra noi, per parlare alla gente. Ecco che un libro diventa un'esperienza di partnerariato, perché io e Mimo ci siamo conosciuti molto bene, nel frattempo abbiamo anche fatto qualche scazzo ogni tanto, ci siamo anche un po' azzuffati. Ci sta tutta. Immagino che tu col tuo staff ogni tanto arrivano. Ci sta. I confronti portano la crescita, quindi va benissimo. Per cui quello che io dico è un risultato che non è mai totale e definitivo, è sempre parziale, ti spinge avanti verso una cosa nuova. Questo metodo di affrontare anche il nostro territorio nazionale attraverso luoghi, ma soprattutto figure umane che li hanno caratterizzati, perché quello che tu dici, il racconto è nostro, però quindi non c'è un'altra persona che scrive, qualche amico ha scritto delle piccole cose, però fondamentalmente noi assorbiamo e abbiamo anche assorbito in passato concetti che andiamo poi a rilasciare, quindi la preparazione, che ne so, anche scolastica, perché no? Ci sono delle reminiscenze, no? Ogni tanto dico, mamma mia, questa cosa non la sentivo più dal liceo, ma torna fuori. Aggiunta a quello che nel frattempo ti si è accumulato addosso. Poi io sono un altro concetto, oltre all'apertura, è la libertà, ma vuol dire libertà, e Mimo me ne sarà testimone, non abbiamo mai imposto all'altro qualche cosa. Io credo nella spontaneità delle operazioni, quindi quando uno decide che ci sta, che c'è, deve esserci in base a quello che è, non posso forzare io, desidererei cose folli, vabbè, tu sei però quello che sei, io devo capire che cosa puoi dare e io cosa posso dare a te, perché insieme faremo un buon lavoro. Questo è accaduto poi alla fine, con tante vicissitudini, se vogliamo, ma non cose che hanno impedito di procedere. Mano a mano e siamo arrivati ad oggi. Senti Maria Grazia, io adesso do la parola a Mimmo. Certo. Mimmo, devo dire che da siciliano e quindi sicuramente passionale, sicuramente no, tu sarai anche per quel poco che ci conosciamo, non abbiamo avuto modo di parlarci, però sicuramente un passionale come te che incontra una milanese, devo dire, altrettanto passionale, perché lei è un uragano sempre in continuo movimento. Ma com'è stato questo incontro? E soprattutto, man mano, le emozioni scivolavano fra le dita e quindi si poggiavano su questa meravigliosa carta che è diventata poi il Giro di Sicilia 80 più 80 tappe? Mimmo. Sì, sicuramente hai detto bene. Ci siamo trovati per caso con Maria Grazia e ci siamo piaciuti subito, piaciuti nel senso del pensare, dell'ideare. Io mi sono trovato subito a mio agio con Maria Grazia e devo dire che non abbiamo mai litigato, che ne dica lei, che magari è la vera suscettibile, la vera siciliana. La vera siciliana è Maria Grazia, poi abbiamo scoperto, ma io lo sapevo Maria Grazia, guarda, io ne ero certa, sai? Perché guarda, io questa qui è la seconda volta che la intervisto Mimmo e secondo me la vera siciliana è Maria Grazia. Devo dire che sono stato contentissimo di partecipare alla sua idea, mi è piaciuta subito la sua idea, anche perché lei è lei il vero vulcano, ha dimostrato di essere l'Etna. Ci siamo trovati benissimo, diciamo che ci siamo ritagliati un ruolo simile, parallelo, e siamo andati d'accordissimo. Lei, come dire, mi consigliava, io la consigliavo e andavamo parallelamente d'accordo. Siamo stati per ben 2 anni, perché il libro è stato partorito, Maria Grazia, credo dopo 2 anni, no? E in 2 anni, 2 anni sono tanti, certo. determinate cose sono tante, e quindi ne abbiamo viste di cotte, di crute.
ci siamo interfacciati. Senti Mimmo, ma ti volevo fare una domanda a proposito di cotte e di crude. Beh, io prima ho fatto un po' l'esempio, no, che il vostro libro è un po' come degustare un pasticcino, no? E forse c'entra anche nel racconto, perché ti chiedo per quale ragione 80 più 80 tappe? Ma allora, 80 più 80 fanno di più, ma non bastavano assolutamente. Quindi abbiamo ripiegato su 80 più 80. Tu come insegni, la Sicilia è immensa, è enorme, ha svariate facce, no? Sfaccettature, tutte diverse, no? Che poi si incontrano in un'unica ideologia, in un unico modo di pensare. Abbiamo la costa, abbiamo il centro, le zone pedemontane. Quindi la Sicilia forse è una delle regioni italiane più ricca, no? Più varia, vasta. E quindi voglio dire, che devo dire? Devo dire che con Maria Grazia ci siamo trovati a suddividerci dei compiti, però senza un impegno scritto, no? Ognuno di noi pensava a un luogo e poi lo faceva presente all'altra, cercando di non sovrapporsi naturalmente. Sì. Questo devo dire che abbiamo lavorato in piena libertà. È chiaro, noi ci sentivamo giornalmente, forse più di una volta, no? Tu che ne dici, che ne pensi, ma che stai facendo? Ah, io sono sull'Etna, ok, io sono a Trapani, come a Trapani? Quindi capisci, una cosa, devo dire, quasi un gioco, il che è stato molto, molto piacevole. Posso chiederle io immagino a Mimmo? Posso fare una domanda io a Mimmo? Vai Maria Grazia, vai, allora, vai. Tu sei siciliano e io sono siciliana, vabbè, ma di temperamento, ma tu sei siciliano, diciamo, territoriale. Quanto conosci meglio la tua terra dopo aver vissuto questa avventura di scrittura e osservazione conseguente? Per scrivere bisogna guardare con un altro occhio, no? Come ti è cambiata la regione tua? Ecco, questo mi piaceva sapere. Mai chiesto, la prima volta. No, devo dire che ci piace, effettivamente è vero, anche perché sì, poi quando devi anche immaginare quello che dicevi adesso, no? Quando poi devi immaginare di anche far sintesi e quindi metter lì quello che i tuoi occhi stanno vivendo, le tue emozioni stanno venendo fuori, effettivamente quello che diceva adesso Maria Grazia, com'è cambiato? Sì, sì. È cambiato che è chiaro che adesso la conosco di più. ci siamo impegnati, facevamo i compitini a casa dopo averci consultato. No, devo dire che non la conoscevo così bene come la conosco adesso, insomma, perché abbiamo visto e frequentato dei luoghi insieme, li abbiamo studiati e abbiamo cercato di scrivere in maniera passionale, in maniera, voglio dire, un po' diversa da una scrittura normale, di semplice racconto, eccetera. Noi abbiamo, come dire, vissuto i luoghi, no? Abbiamo tratto le cose più curiose, le cose più adatte adesso ad essere... ci torneremo a questa cosa delle più curiose, perché vi chiederò anche di raccontarci qualche aneddoto. Però Maria Grazia, tu adesso hai fatto una domanda molto bella, Mimmo, ma io chiedo invece a te, Maria Grazia, tu hai vissuto questo viaggio in Sicilia un po' da visitatrice, un po' da padrona di casa. Racconta. Ecco, Sì. io mi ricordo la prima volta che ci siamo incontrati con Mimmo, no? Perché ci eravamo sentiti al telefono, visti 2 ore, poi io sono tornata, è andata per la mia strada, poi però ha proseguito il nostro, cioè lui era molto curioso di capire, per cui ci siamo sentiti 1000 volte e io a un certo punto gli ho detto: e adesso, mio caro, sembrava un po' una minaccia, ma lo era in effetti, mi tocca venire da te. Taratatan. E lui mi dice oh madonna, e l'ho visto, no? Che l'ho sentito, l'ho percepito dal capo, e lui mi fa: ma che cosa dobbiamo fare? Cosa vuoi vedere? Allora la mia risposta, vero Mimmo, è stata: tu mi devi far vivere
la tua vita, io devo respirare ed immergermi nel tessuto. Ma quindi mi ha risposto lui, tipo, se vado dal dentista ti devo portare dal dentista? E io ho detto, praticamente sì, non sarà esaltante, ma io devo vedere come si va dal dentista in Sicilia, che sarà diverso. Allora lui mi ha portato a cena fuori, a teatro, perché mi avevi portato a teatro la prima volta insieme a tua moglie e ad altri amici. Poi siamo stati a fare una cosa che organizzava lui con la sua scuola. Io non ho visto Caltanissetta la prima volta, ho vissuto da Nissena, come se fossi lì da sempre e fossi amica di Mimmo, perché questo è il mio approccio. Poi le cose le vado a leggere anche nelle enciclopedie, per modo di dire, no? Perché c'è un monumento, ma io la vita come la vivono i siciliani la devo condividere così come la vivono loro. Io mi sono trovata a Cefalù a un karaoke al porto con la gente di Cefalù, ma dimmi te se io dico ma voi vi divertite così? Sì, e vabbè, io le cose di Cefalù monumentali le posso vedere, il Duomo posso vedere sempre, il karaoke a Cefalù e mi capita più di farlo, capito? Cioè il concetto è questo, io voglio vivere della gente un racconto, Maria Grazia, a proposito di racconti, tu adesso stavi parlando del karaoke a Cefalù, c'è stata una bellissima esperienza che avete avuto con un signore molto grande di età, molto avanti nell'età, che vi aveva un po' raccontato quella che era la sua vita ogni giorno, che era quella di andare a raccogliere. Mi raccontate la storia di questo signore che poi era un impagliatore? Che è ancora, no? C'è Saro, cioè è molto anziano, ma mi risulta ci sia ancora, vero Mimmo? Saro c'è. Certo, si dà un gran da fare, è sempre presente, e poi viene accompagnato dalla figlia che, voglio dire, ha mille attenzioni, ripone mille attenzioni, e quindi, insomma, ha più di 90 anni, quindi voglio dire, con esperienza, sì, ma lo abbiamo portato nelle scuole, ad esempio, no? Nelle scuole per far vedere come si intrecciano determinati manufatti, da come trattare questa paglia, diciamo, io adesso non ricordo bene che materiale è. La Buda. Sì. Ma devo dire una cosa, grazie, no, questo lo devo dire, grazie diciamo all'amore della figlia, perché così lo tiene vivo, lo tiene con un interesse, diciamo, che lo allontana da quella che è la monotonia ormai della vecchiaia, sapete, no? Niente, che te devo dire? No, volevo dire una cosa invece. Entriamo un attimino nel libro, perché vorrei dare anche incuriosire i nostri amici. Come vedete, un po' quello che adesso Maria Grazia e Mimmo hanno raccontato, loro hanno realmente vissuto delle storie che sono raccontate all'interno del libro. 80+80 lo hanno detto, in realtà ci sono tante tappe importanti da fare in Sicilia. Maria Grazia, tra l'altro, tu questo è un lavoro che hai fatto anche in altre regioni, l'hai fatto in Toscana, se non erro, l'hai fatto in Molise. Stiamo lavorando. I libri che sono usciti sono legati alla Calabria, alla Puglia, alla Sicilia, e poi ce n'è uno dedicato alla mia città, Milano. Poi stiamo lavorando ancora, anche se devo dire, nel frattempo i progetti poi si modificano strada facendo, per cui ad esempio abbiamo riscontrato un forte interesse anche per lo storytelling realizzato con delle radio, e Mimmo poi è diventato un bravissimo realizzatore di clip video, quindi vi fa vedere quello che io racconto nelle radio, per cui dedicandoci a dei personaggi che hanno avuto influenza con la Sicilia piuttosto che con altre regioni. Il concetto di pasticcino, in effetti, e noi chiudiamo con un bel dulcis in funto, perché la tappa 160, quindi l'ultima, è dedicata ovviamente al nostro re Cannolo, no? Per cui il Cannolo è l'ultima
Cosa? La vedete? Cioè, sì. Praticamente. E qui c'è stata una nostra amica calabrese che ha fatto il pezzo, perché io tendo a coinvolgere tutti quelli che si vogliono lasciare coinvolgere, quindi non è una cosa chiusa dentro di noi, questa appunto è aperta e deve essere oltretutto fruibile anche se per caso uno, siccome non è una guida turistica, se ne vuole stare a casa sua a leggerlo in poltrona. Quindi è una cosa che ti dà un quadro, un arazzo della località, della Sicilia complessiva, fatta come se fosse un puzzle, perché in effetti quando noi ci dicevamo sto scrivendo di Scaletta Zanclea e io dicevo io invece sono a Pachino in questo momento, era vero, noi stavamo lavorando per arrivare alla composizione finale. Quando siamo stati molto vicino alla fine, che mancavano ancora 20-30 pezzi, abbiamo fatto un gioco a casa di Mimmo, quella sera c'era anche Iaia, ti ricordi? Abbiamo preso una mega carta geografica, abbiamo cominciato a fare i puntolini dove avevamo già il pezzo per capire di cosa non avevamo scritto. Ti ricordi quella sera? Come no? Bellissimo. E allora uno leggeva i nomi delle località, l'altro metteva i puntolini e io guardavo dove avevamo lasciato i buchi. A quel punto, io fai conto che quando ho fatto Milano, io il buco l'avevo lasciato, non avevo parlato né del Duomo né della Scala, per dire. Quindi magari restano fuori proprio le cose che caratterizzano di più, perché sono già scontate. Noi siamo invece andati anche a cercare la Cosuccia, il museo del viaggio di Glianca di Piraino, e l'abbiamo scritto perché è una cosa importante per la storia, come si viaggiava in Sicilia, male oggi, ma malissimo prima, perché c'erano sti carri che andavano sui tratturi praticamente. Quindi tutta la storia e tutti i personaggi e tutte le situazioni anche più contemporanee sono andate a confluire in questo nostro racconto fatto a tappe, nel senso che ogni località di cui abbiamo parlato ha una sua dignità, un suo racconto che inizia e finisce ed esemplifica le cose più eclatanti secondo noi, che non sono mai i monumenti, perché i monumenti ci saranno, e se uno va, ripeto, a Cefalù, l'uomo lo va a vedere per forza, ma magari la casa di Aleister Crowley, che era nascosta tra il verde e che è stato uno dei più grandi occultisti del Novecento, non lo sa la gente, allora noi glielo andiamo. Assolutamente, anche perché poi voi siete stati bravi anche a creare delle connessioni molto belle, e quindi questa è quello che tu adesso stavi proprio dicendo, Maria Grazia. Io vorrei leggere qualche messaggio da parte dei nostri amici che come sempre partecipano ai nostri live. Fausta in Travaglia, buongiornissimo. Fausta, Maria Grazia, è un'attrice e mi sa tanto che prima di salutare i nostri amici dobbiamo accennare una cosina che ti riguarda. Ciao Fausta, buongiorno, buongiorno a tutti gli amici. Dora Mirabello, buongiorno carissima, buongiorno a te, cara Dora. Dora è una cara amica di Io Compro Siciliano. John Blandi, anche lui un amico di Io Compro Siciliano, un mio carissimo amico, vive a New York. E lui è siciliano. Buongiorno Katiuska, sereno mercoledì, meno male che mi alzo presto e con la mia usuale partita delle 6 del mattino sono già con la tazza di caffè. Beh, ciao John, grazie come sempre per i tuoi saluti. Il Faraone Palermo, buongiorno carissima amica, splendida Katiuskuzza, Maria Grazia e Mimmo altrettanto, saluti a voi. Grazie a te, grazie come sempre. Mauro Todaro, ciao. Apro e chiudo parentesi, Maria Grazia è un vulcano, dice Mauro. Passionale, positiva, propositiva. Beh, Mauro Todaro, lui è un ambasciatore del sorriso. Sicuramente avrete sentito parlare del Gogol, ed è proprio il sorriso che viene consegnato, l'omino giallo che viene consegnato agli ambasciatori del sorriso, sono tanti nel mondo ed è stato consegnato persino al Papa, pensate. Michela Sala, buongiorno a tutti.
Un bacio Michela, grazie per essere collegata insieme a noi. Maurizio Tuminia, buongiorno amici di Io Compro Siciliano, una nota su Maurizio. Maurizio fa parte di un gruppo ed è Artisti Nostri Amici, un gruppo molto numeroso, e grazie per, come sempre, per la tua presenza. Ciao Maurizio. Lidia Prestana, ciao Lidia, buongiorno a tutti, fantastica Maria Grazia. Sabri Caruso, buongiorno. Sabri è un'artigiana, lei è una ceramista. C'è un messaggio del faraone Palermo che dice: dobbiamo chiamarla unica di cognome anziché Innecco, perché il suo amore immenso per la nostra amatissima Sicilia, la sua spontaneità e il suo temperamento, bisogna assegnare assolutamente la cittadinanza siciliana d'onore. Non sembra assolutamente milanese per la sua indiscutibile passione e amore vero per la nostra terra. La stimo molto, un bellissimo esempio per tutti gli italiani del nord, sapendo che ci sono alcuni che amano così la Sicilia senza pregiudizi. Beh, ma questo qui è un messaggione per Maria Grazia, ed è effettivamente Mimmo. Mimmo, diciamolo, Mimmo, mi senti? Se li merita, non vedo. Senti, se li merita tutti, Maria Grazia, questi complimenti, perché è proprio vero. La sua passione viene fuori in maniera... Abbiamo ancora 2 minuti, Maria Grazia. A proposito di passione, tu vivi con tanta passione anche l'amore per il teatro. Vuoi dare un accenno veramente di 1 minuto, perché siamo in chiusura, di questo tuo progetto bello, nuovo, legato al teatro? Allora, anche lì l'ho creato perché è un altro modo per legarci, perché vedi che anche tu sei un'attrice e quindi gli attori in Italia sono tanti, sono ovunque, sono bravissimi, e secondo me questo mestiere in questo momento è poco esaltato, aiutato. Allora mi sono fatta venire in mente, dopo anni che ospitavo teatro a casa mia, una cosa adatta al periodo. Parte proprio questa sera e ho una fifa fottuta. La prima diretta, cioè, mi ride, ma te lo giuro, io non lo so, tra un po' mi viene un attacco di colite, sono sicura, perché stasera ci sarà la prima ripresa in diretta del progetto Il Teatro a Casa Tua. Cioè abbiamo inventato, aiutata anche da qualcuno che mi ha dato delle idee giuste, questo teatro virtuale che parte proprio questa sera. Verrà qui da me l'attrice, noi creiamo una sala di posa nel mio salone, non ci sarà il pubblico perché non ci deve essere il pubblico in questo momento, ma in realtà abbiamo già adesioni anche dall'Inghilterra. Cioè, quindi ci saranno persone che ci vedranno da tutta Italia, innanzitutto, sì, molti milanesi, amici, eccetera. Io adesso, appena chiudo qui, devo correre ad aggiornare le liste, perché verrà mandato un link dopo che verrà fatta una donazione. Ho usato la piattaforma meravigliosa del crowdfunding, si chiama Produzioni dal Basso, eccolo qua, e cerchiamo di far arrivare il teatro nelle case degli italiani. Continueremo, perché il teatro nelle case degli italiani dovrà andare anche dopo la fine di questo periodo brutto, perché ci sono troppi posti dove il teatro non c'è, dove non c'è un cinema, dove non c'è una sala per fare le cose insieme. È vero che il virtuale non è come il reale, però almeno è qualche cosa e possiamo lavorare di collegamento. Maria Grazia, senti, lo dico a te, lo dico a tutti gli attori, le attrici, gli artisti che sono in collegamento. Questo è per Maria Grazia, ma vale per tutti, affinché i teatri riprendano veramente a lavorare in maniera forte, importante, non solo chiaramente teatri, ma tutti, e quindi scusate, è un modo per augurare in bocca al lupo, ma in teatro è merde, merde, merde. Quindi mi raccomando. Mandatemene un vagone, siete autorizzati. Va bene. Assolutamente per tutti. Bene, carissimi signori, io volevo ringraziare Paolo Gatto in regia, volevo ringraziare Marzia Monreale in redazione, tutto il team di Io Compro Siciliano. Mi raccomando, ci si vede domani puntuali alle 12, ma non possiamo lasciare i nostri ospiti se non li chiamiamo vicini alle nostre camere. Mimmo, vieni qui vicino. Maria Grazia già lo sa, lei è abituata.
Adesso dovreste ripetere con me. Io compro siciliano. Siciliano. Ci piace! Grazie Mimmo Privitera, grazie Maria Grazia Innecco. Sigla! A domani! Ciao!